Bene, buongiorno a tutti, grazie. La situazione della giornata di ieri, della nottata e della mattinata è sostanzialmente quello che avevamo preannunciato nella conferenza stampa di ieri, con alcuni picchi di circa 300 mm, addirittura quasi 350 nelle ultime 24 ore. Dalla giornata, diciamo così, del tardo pomeriggio di ieri si è avuto un intensificare delle piogge sul bacino del Bisagno e sul bacino dell'Entella, che sono stati, come dire, con risposte importanti fino almeno alla mattinata di oggi. Questa tregua che vedete nel nuovo bollettino che abbiamo emesso e che avevamo annunciato ieri durerà ancora per la giornata di oggi, quindi abbiamo una come dire, declassazione ad allerta gialla per tutte le zone della Liguria tranne che Perè, cioè l'entroterra alto della, diciamo, parte del centro levante della Liguria, perché su quella zona ha continuato a piovere anche nelle ore di questa mattina. L'evolversi della giornata è evidentemente un evolversi molto complicato, perché noi riprendiamo da questa sera un'allerta arancione su tutto il territorio della Liguria, per passare dalle 6 di domani mattina per la zona B, quindi dal Savonese e tutta Genova, in allerta rossa, su C dalle ore 12 fino alle 24 di domani, stessa cosa invece dalle 6 su D e su E fino alle ore 18. Direi che con l'allerta rossa c'è l'automatismo delle scuole chiuse per tutti i piani di protezione civile dei territori coinvolti. Non va in allerta rossa solo l'estremo ponente, quindi sarà in allerta arancione, su quelle zone saranno i sindaci a fare le valutazioni del caso. Noi abbiamo circa 300 volontari che sono impegnati da ieri sui territori come dire, più colpiti dalle piogge delle ultime 24 ore, piogge che, se mettiamo le cumulate, poi dopo lo possiamo far vedere bene, hanno colpito veramente in maniera molto intensa il nostro territorio, e credo che voi che siete anche addetti ai lavori, oltre che, come dire, bravi comunicatori, sapete cosa vuol dire 350 mm nelle ultime 24 ore. Sono numeri che hanno situazioni per la Liguria veramente molto molto critiche. Essere qua a raccontare di un bilancio che ha criticità nella norma rispetto a quanto è piovuto è già una notizia molto molto positiva. Abbiamo delle situazioni di smottamenti, abbiamo delle situazioni con alberi caduti dal forte vento, ma tutto dentro i limiti di una allerta media, cosa che invece, come dire, in questo caso ci lascia ben sperare rispetto al fatto che evidentemente abbiamo avuto numeri da un'allerta molto molto importante. È chiaro che pioverà sul piovuto, quindi a differenza di ieri anche sui bacini medi e grandi, lo vedete dalla nuova emissione del bollettino, ciò che ci desta più preoccupazione è il fatto che evidentemente questi bacini, che sono stati già sferzati dalla pioggia di ieri, andranno di nuovo in un coinvolgimento molto molto significativo. Questo è sostanzialmente il motivo dello scattare dell'allerta rossa, che seguiremo da questa sera con tutta la nostra sala operativa ovviamente attivata ai massimi livelli, e con una rivalutazione dei modelli sia alle 18 che alle 22 di questa sera, perché vogliamo accompagnare queste nuove valutazioni nel migliore dei modi. Siccome è una perturbazione che coinvolgerà, come vedete, di nuovo tutto il territorio della Liguria, è chiaro che più specifici riusciremo ad essere, più indicazioni riusciremo a dare ai territori. Parlare di allerta rossa per piogge diffuse, sapete come dire, che significa per noi emettere il massimo grado di allerta possibile sui nostri territori, e quindi questo va da sé che è per noi una situazione che dobbiamo assolutamente monitorare con grandissima attenzione, ancor più di ieri, di quanta non abbiamo già messa ieri, ed evidentemente ragionando ancora di un livello di attenzione maggiore rispetto al fatto che piove su una situazione molto molto delicata e satura rispetto ai territori.